Sono bastate più di 1800 foto per convincermi di quanto sia fantastica questa fotocamera. L'altro giorno, mentre ero sotto la doccia, pensavo che il miglior modo per recensire una fotocamera sarebbe quello di riprendersi mentre se ne giustifica l'acquisto ad amici, parenti e persone che finiranno in bancarotta a causa della tua passione. In quei casi si tende a esaltare quanto di buono abbia l'ultima arrivata e sono convinto che la Lumix LX3 sia davvero un capolavoro. Ero indeciso se definirla la X100V Killer o la Contax T2 digitale. Probabilmente avrebbe più senso questa seconda definizione, ma sono anche fermamente convinto che a breve questa fotocamera avrà una leggenda tutta sua. Si tratta di una fotocamera CCD, quelle che ultimamente stanno spopolando e quelle con cui tua madre ti faceva le foto nella recita dell'asilo, e ovviamente monta un sensore CCD da soli 10 megapixel. Dico soli 10 megapixel perché nel periodo di apice di queste fotocamere c'è stata una corsa ai megapixel impressionante. 10 megapixel su un sensore piccolo sono davvero una benedizione. Monta un obiettivo Leica. Questo è stratosferico per me su una compatta, è incredibile. Monta un obiettivo Leica che è il corrispettivo di un 24-60 su full frame e ad apertura f2 a 2.8. Già qui è incredibile, ma vi dirò di più, è anche stabilizzato. Monta un flash incorporato come le compattine analogiche dell'epoca della Contax, delle Yashica e quant'altro, e oltretutto ha una slitta per montarci sopra accessori, è una slitta hot shoe a tutti gli effetti, e questo è incredibile. L'obiettivo può scattare foto in macro fino a 1 centimetro di distanza, ha proprio dei controlli lateralmente per switchare da ripresa da focus manuale, che non è granché perché si deve utilizzare con un piccolo joypad dietro, infatti non la uso mai manuale, macro, quindi modalità macro, e modalità autofocus. Autofocus, tra l'altro, abbastanza reattivo. Per essere una compatta del 2008, se non sbaglio, è davvero incredibile. Un altro controllo che c'è sull'obiettivo, che non è relativo all'obiettivo in realtà, però è stato ovviamente messo qui, è quello per scegliere il formato di scatto. Questa fotocamera scatta in RAW, è una compattina che scatta in RAW, però ci sono questi controlli che ti fanno switchare dal 4/3 al 3,5 al 16:9. È lecito pensare che avendo il RAW non ci sia bisogno di croppare in camera. In realtà ho capito che questa modifica effettivamente modifica il file RAW, perciò il 16:9 dà molto più spazio rispetto al 4/3, mentre il 3,5 riesce a guadagnare invece qualcosina in più in entrambe le direzioni, ma non arriva ai due estremi del 4/3 in altezza e del 16:9 in larghezza. Quindi riesce a farti approcciare lo scatto in maniera diversa. Tenendolo a 24 mm e scattando in 4/3 puoi immaginare quasi di avere una medio formato. Ovviamente quasi, non c'entrerà mai nulla, però puoi avere quella tipologia di approccio allo scatto, mentre in 3,5 è come avere effettivamente una compattina analogica 35 mm. Stavo dimenticando di dire che il sensore va dagli 80 ISO ai 3200, espandibile fino a 6400. C'è da dire che sopra gli 800 ISO inizia a generare rumore, ma rumore che sembra davvero grana, e sopra gli 800 ISO il rumore di questa fotocamera inizia a essere incredibilmente gradevole. Io ho iniziato a editare le foto di questa camera con Capture One. In realtà quelle che vedete sono un po' miste, le ho editate sia su Capture One che su Lightroom che su Vasco qualcuna. Quelle di Capture One però riescono a restituire un rumore più effettivo, ecco, più vicino a quello che effettivamente produce la fotocamera. Ho visto che fra i controlli di Capture One riesci a togliere meglio tutto il noise reduction, tutta la nitidezza aggiunta e quant'altro.
e sono davvero gradevoli. Una volta che sarai riuscito a dimenticarti che una fotocamera del genere probabilmente l'avevano i tuoi genitori a fotografarti durante una recita in cui stavi facendo l'albero, inizierà a piacerti davvero tanto avercela sempre con te. Probabilmente l'aspetto più bello che ho trovato in questa fotocamera è la sua compattezza, o meglio, la sua completezza nel suo essere estremamente compatta. La sto portando sempre con me in giro, come fosse il cellulare. Entra in tasca, entra davvero in tasca in questo caso, non come anche la X2. Ho acquistato una X2 perché si diceva che entrasse in tasca, ma non ci entra nemmeno col 27 mm pancake la X2 in tasca. Questa ci entra davvero in tasca. E avere sempre con me una fotocamera con lente Leica è semplicemente incredibile per quel che mi riguarda. Sarà anche questo fattore probabilmente a condizionare il modo in cui sto approcciando gli scatti che faccio con questa fotocamera. Il pensiero di avere una specie di Leica in mano, ecco, comunque un obiettivo Leica, secondo me sta cambiando il modo in cui sto scattando le foto con questa fotocamera. Probabilmente quando la utilizzo immagino un po' di avere una Leica, un po' di avere una Contax, ma guardando poi le foto a casa mi rendo conto della enorme personalità che porta l'accoppiata di lente più sensore e oltretutto l'estetica che si riesce a tirar fuori utilizzando il flash è davvero analogica. Ho anche una Sony DSC-H55 di cui farò a breve un video, un'altra CCD camera, ma non tira fuori lo stesso look, non tira fuori la stessa qualità nelle foto. Ovviamente esiste un comparto video, ma in quel caso lasciate completamente perdere, non mettetela mai in modalità video, assolutamente è inutile. La batteria dura parecchio, sembra sempre morire intorno ai 100 scatti, però poi ne tira fuori 300-350, quindi non capisco davvero quanto duri questa batteria. Probabilmente è la mia che ha qualche problema, ma non lo so. Ci tengo a precisare che ho acquistato questa fotocamera per 65 euro. Sicuramente questa fotocamera, per tutti i pro che ho appena elencato, vale questa cifra a pieno. A inizio video ho detto che ero indeciso se definirla la X100V Killer o la Contax T2. Adesso vi ho spiegato perché probabilmente è molto simile a una Contax T2, ma come potrebbe posizionarsi in una sfida contro la X100V o comunque contro le Fujifilm, la cui peculiarità è tirare fuori dei JPEG stratosferici dalla camera simili alle pellicole, quindi tramite le ricette pellicola. Allora, sicuramente questa Lumix non ha tutti i controlli per quanto riguarda il JPEG che offre una Fujifilm, però ha diverse simulazioni colore più classiche, chiamate dinamica, neutra, naturale, offre 2-3 preset per il bianco e nero. Adesso ho notato che i JPEG per lo più in bianco e nero escono fuori davvero bene e la fotocamera corregge davvero perfettamente le linee dell'obiettivo, quindi l'effetto barilotto che c'è su alcune focali, e tira fuori dei file, nel caso della colore dinamica, super saturi, super CCD, proprio danno quel mood nostalgico, e credo sia quello che sta facendo andare fortissimo queste fotocamere, similmente alla nostalgia che aveva riattratto tutti verso la pellicola data dalla grana e dai colori un po' più pastello. Credo sia la stessa cosa che stia succedendo adesso con questo mood saturo ma con un'alta gamma dinamica. Oltretutto con i JPEG secondo me si riesce a mantenere di più l'effetto camera CCD, quindi si trasporta un effetto nostalgico più alto, più evidente nella foto. Oltretutto la fotocamera offre diversi settaggi, quindi diverse modalità di funzionamento. Personalmente io utilizzo quella a priorità di apertura, quindi quella con la A. Perciò imposto il diaframma e la fotocamera fa tutto il resto, ISO e tempi. Si può impostare un ISO minimo e massimo e si possono impostare anche dei tempi minimi e massimi, quindi sotto questo aspetto è incredibile. Oltretutto ha la selezione scene, quindi come tutte le
fotocamere CCD o comunque le camere da famiglia, puoi selezionare il tipo di scena che stai andando a fotografare e ipoteticamente setta al meglio la fotocamera. Detto questo, il mio consiglio è: se ne trovate una a prezzo non esagerato, non lasciatevela sfuggire assolutamente. È davvero una camera semi-professionale, è come avere una Contax T2 ma digitale sempre in tasca, sempre con te. E questo per me è fantastico. A quanto pare io sto tornando a fare video con una certa frequenza, quindi ti invito a iscriverti al canale, mettere un like, ma seguirmi anche sugli altri social, quindi seguimi. Ciao!